occasione che vi consentirà un inaspettato guadagno, ma non affaticatevi troppo. Trascorrerete una serata piacevole in buona compagnia. Leone, una buona notizia nelle prime ore del mattino. Sono andato da un mago che viveva su un lago. Era un tipo assai figo, con lo sguardo un po' vago. Lui mi disse così: lei c'ha qualche problema quando va in barca a rema. Se c'è freddo lei trema, quando ha caldo lei suda, anche con le Bermuda. E mia moglie? E sua moglie è una donna, ogni tanto alla gonna, quando corre si affanna, quando è stanca si appanna e si confonde anche un po'. E mio figlio? Quanti anni ha? 10. E suo figlio è un bambino che va a scuola al mattino, dorme nel suo lettino, non ha fatto soldato, non si è neanche laureato. Ma perché mi dici queste cose che so già? Mi sembra di saperle da anni fa e mi confonde un po' la realtà. Certo che c'è tutto un bel mistero intorno a me, per questa volta io le crederò, ma mi dica anche qualcosa che non so. Nella vita futura vedo una grande sciagura, per fortuna non dura, glielo posso anche dire, son 300.000 lire, ci sarà un incidente, muore un sacco di gente, ma un rimedio potente non sarà coinvolto e non spende poi molto. Qui c'è un gran talismano e la foto di Albano, mentre canta su Urano, le darà protezione, ma mi deve 1 milione. E se vuole Little Tony, sono 5 milioni. Non lo sai, il mago ti ha salvato tutti noi, e poi con 1 milione che ci fai? Ma pensa alla fortuna che tu avrai, dai, dai. Ma perché c'ho tutta questa sfiga addosso a me? Sono sempre stato bene fino a qua, ma se lo prendo in fondo che ci va? Ho comprato un talismano e lo tengo sempre in mano. Io c'ho il mio bel talismano, vado forte e non vado piano, sarò sempre sereno. Te vado anche contro il treno, ma vado proprio contro il treno. Ma vado proprio, c'è proprio il treno che viene contro di me.